vogliamo presentarlo questo ballo? Dicevo della unicità del ballo, di questo primo ballo, su Balle Ferrere, si balla solo a Tetti, ha una sua storia tutta suggestiva, no? Tanti anni fa gli organettisti venivano invitati a Tetti soprattutto all'interno del noverario della festa di San Sebastiano, però i soldi scarseggiavano, anzi diciamocela tutta, i soldi non c'erano. Cosa facevano allora gli abitanti di Tetti, i novenari? Per poter pagare il suonatore facevano l'offerta tra i pellegrini, e quindi il suonatore che, guardate, ancora oggi non c'è più la questua, ma ancora oggi il suonatore sta 9 giorni a suonare, e non è che si suona solo per 5 minuti a Tetti, si suona per ore e per giorni interi, quindi appunto 9 giorni. Questo ballo nasce appunto per poter dare sostegno economico a questi suonatori. Ballo in Ferrere è il primo, poi ci darà anche un piccolo passaggio di danza e chiuderà con un bellissimo ballito Giampaolo Melis con queste belle coppie, Tetti a far festa a Budoni.
Paolo Melis, il ballo quasi a rinnovarsi.